di Bologna, assistenti Manzari e trionfante di Torino. E adesso è arrivato il momento dalla tribuna alla gradinata di alzare le sciarpe giallo-blu. Cantiamo insieme l'inno della squadra, Pro Favara, squadra del cuore, composto e cantato qui al Brucoleri da Lillo Puccio. Mani, tutti, su! Ci sono sogni grandi che non mai dimenticato, un calcio di pallone sulla pelle di Sagnano, le gesta dei campioni che da sempre hai amato. La strada si può dire e c'è chi non si vede, il proprio solito mio che è entrato da ragione. Forse con gli amici, urlando il sangue, e siamo con te. Nostra voce, la nostra storia, un nuovo giorno di questa sarà. Sono i grandi innamorati, la sfida con coraggio, altrimenti con cuore, è una gioia infinita, sarà bella la partita, se ci credi. Quando fischia poi l'inizio, tutti uniti più di prima, questo sogno ci somiglia, e di gridare ci viene voglia, noi siamo con te. Amore, squadra del cuore che apre. Nostra storia, nuovo giorno di questa sarà. La squadra del cuore, parte forte vola, ti metto in più, insieme cantando un po'. Questa voce è la nostra storia, nuovo giorno di questa sarà. Questa sarà, nuovo giorno di questa sarà. L'inno della Pro Favara, squadra del cuore, grazie a Lillo Puccio. Amici sportivi appassionati di calcio, amici di Sportisili, ben trovati da Francesco Cammuca qui dallo stadio Giovanni Brucoleri di Favara. Di fronte il Pro Favara e il Pompei, in palio l'accesso alla finale dei playoff nazionali di eccellenza, due squadre che hanno effettuato un cammino un po' diverso tra di loro, ma che alla fine si trovano con le stesse armi e con le stesse possibilità di portare a casa il piazzamento che vale un posto al sole, che vale un posto per dare l'assalto alla promozione in Serie D. Sarebbe un traguardo storico per entrambe le formazioni, Pro Favara e Pompei, che poi dovranno aspettare una settimana in poltrona sul divano ad attendere l'esito dell'altra semifinale, quella che metterà di fronte l'Aurora Alto Casertano e il Modica, in campo oggi pomeriggio allo stadio di Isernia per l'andata delle semifinali. Un ritardo legato ovviamente all'esito della Coppa Italia Nazionale di Eccellenza, che ha visto il trionfo del Paternò e quindi un posto in più per le formazioni del girone B di Eccellenza siciliana nella fase appunto regionale dei playoff.
La gara di andata si gioca oggi proprio in terra molisana, il ritorno a Modica tra 7 giorni esatti, poi il 16 di giugno con alternanza casa trasferta ancora da stabilire tra la vincente di questa semifinale e la vincente del confronto tra le squadre del Molise e dell'eccellenza Girone B siciliana. Noi tra un paio di minuti andiamo con la lettura delle formazioni ufficiali di Pro Favara Pompei, poi torniamo qui dallo stadio Giovanni Bruccoleri di Favara per il racconto di Pro Favara Pompei. A dopo. E dunque torniamo dallo stadio Giovanni Bruccoleri di Favara, pronti per la lettura delle formazioni ufficiali di Pro Favara Pompei. Partiamo dalla squadra di casa che sceglie il consueto 4-3-3 con Scuffia in porta con la maglia numero 12, difesa con da destra a sinistra Di Bella col numero 2, Marino col numero 5, Bontempo col numero 6 e Vizzini con il numero 3. La cerniera di mediana composta da Fabio Bossa con la maglia numero 4, Lupo col numero 8 e Calogero La Piana col numero 7. In attacco Luca Ficarrotta col numero 10 e Maximiliano Lucarelli con la maglia numero 11 a supporto della punta centrale, recuperato proprio in occasione della gara di ritorno, ovvero sia Mattia Retucci. Mentre le squadre scendono in campo andiamo con la lettura della formazione del Pompei, che cambia di solo un'unità, un solo elemento rispetto alla sfida di andata. In porta c'è sempre Bernardino D'Agostino con la maglia numero 33, in difesa Balzano col numero 21, Velotti con il numero 5, Di Girolamo con il numero 6, Tomolillo con il numero 3, a centrocampo con Casillo che ha la maglia numero 15 e con Tarascio che ha la maglia numero 4. C'è l'unica novità di formazione, ovvero sia Baum Ball Spinner con la maglia numero 28 che prende il posto dell'assente Nuvoli. In attacco il tridente delle meraviglie composto da Caso Naturale, maglia numero 77, Malafronte, maglia numero 9, Simonetti con la maglia numero 7. La squadra pompeiana allenata da Gennaro Scarlato, uno che ha fatto ottime cose da calciatore, da difensore centrale, tra le altre con le maglie di Napoli, Vicenza, Torino, Udinese e Bologna. E poi ovviamente Gaetano Catalano, l'allenatore, l'artefice del grande cammino
della Pro Favara. A dirigere l'incontro ci sarà Marco Stanzani della sezione arbitrale di Bologna, coadiuvato da una coppia di assistenti torinesi, ovvero sia Domenico Manzari e Riccardo Trionfante. Pubblico delle grandi occasioni, e non potrebbe essere altrimenti, al Comunale Brucoleri di Favara, quasi tutto esaurito all'impianto favarese. Purtroppo un intero settore riservato al pubblico di fede pompeiana non può essere riempito, anche perché ci sono pochi sostenitori della squadra di Mister Scarlato a seguire la partita. Intanto foto di rito per la Pro Favara, che tra l'altro per la prima volta dall'inizio della stagione gioca. La Pro Favara ricorda con un omaggio floreale il nostro Salvatore D'Oro, dirigente del settore juniores e componente dello staff della comunicazione. Salvatore D'Oro, prematuramente scomparso l'8 maggio scorso. Alla moglie Margherita, alla figlia Manuela, ai genitori presenti in tribuna, l'abbraccio più sincero da parte della grande famiglia della Pro Favara. Ho messo via il microfono per una questione nobile. A tal proposito chiamo in causa Giuseppe Piscopo, capo addetto stampa della Pro Favara. Giuseppe. E allora, forti emozioni per la presenza del pubblico, per l'importanza della posta in palio, per l'ultima bella cartolina che i nostri giocatori della società ha regalato per ricordare un nostro dirigente, uno staff, un mio stretto collaboratore, Salvatore D'Oro, giornalista e pubblicista, che è scomparso l'8 maggio scorso, seguiva da 2 anni, ci ha seguito in casa e fuori casa sempre, e quindi è il minimo che la nostra squadra poteva fare. Un caloroso saluto agli amici di Pompei che ci stanno seguendo sul maxi schermo che l'amministrazione comunale della cittadina napoletana ha allestito in presso di una scuola elementare, e ribadiamo i ringraziamenti per l'accoglienza che ci avete fatto il 26 maggio scorso al Bellucci. Favara ha ricambiato, ci sono stati striscioni, hanno pranzato assieme gli ultra del Pompei con i nostri ultra prima di pranzo. Caro Francesco, il calcio è bello anche per questo, deve essere fair play, deve essere correttezza, poi in campo i giocatori si giocheranno la posta in palio, oggi è molto importante, nessuno vuole perdere, e vediamo alla fine del responso chi proseguirà in questa lotteria di spareggi. Sono due squadre che comunque a mio avviso meritavano la promozione diretta, perché sono due grandi organici. Dici bene Giuseppe, ti ringrazio naturalmente al coordinamento di tutta questa diretta. Il buon Giuseppe sta tremando come una foglia, lo raccontiamo per chi non lo sta vedendo, siete davvero in tanti, e del resto dopo una stagione, dopo una cavalcata del genere, giocarsi tutto in 180 minuti, che poi per chi riuscirà a passare il turno saranno altri 180 minuti, ed è una sensazione sicuramente di grande tensione, di grande pathos. Attendiamo, c'è ancora da attendere qualche secondo per il fischio d'inizio. Intanto ne approfitto anche per ringraziare Salvo Geraci alle telecamere. La spinta da parte del pubblico di fede favarese. Intanto cerchiamo anche di capire cosa sta accadendo. C'è un piccolo momento di confronto con il direttore di gara, con il signor Stanzani di Bologna, in realtà con il suo quarto uomo assistente, forse per diradare i fumi dei fumogeni, un po'
po' eccessivo qualora fosse. Si parte, mettetevi comodi, inizia Pro Favara Pompei col primo pallone gestito dalla squadra di casa, maglia e calzoncini gialli con inserti blu ai fianchi delle maglie, calzettoni blu per la squadra guidata da Gaetano Catalano. Risponde con il suo consueto, con la sua consueta divisa, maglia a strisce verticali rosse e blu. Blu sono i calzoncini, rossi sono i calzettoni. Il Pompei di mister Gennaro Scarlato. Il primo giro palla lo dà la squadra di casa con Fabio Bossa, il capitano della Pro Favara, il quale scarica indietro su Marino. La pressione subito da parte di Ciro Simonetti, parleremo anche di lui ma non solo di lui in questo lungo pomeriggio in terra favarese. Il primo fischio del signor Stanzani punisce il pressing dell'attaccante, autore di 14 gol in questa stagione dopo i 21 messi a segno con la maglia dell'Ischia nella passata stagione, sempre in eccellenza. Luca Ficarrotta, primo tocco della sua partita ed è subito una giocata di qualità, viene pressato e mandato fuori da Velotti per dal numero 15 Casillo per un fallo laterale conquistato ma subito sprecato dal Pro Favara. Ficarrotta prova ad andare, si trascina il pallone oltre la linea laterale e allora sarà rimessa per il Pompei. Fallo laterale con il controllo da parte di Bossa, prova a passare in mezzo a due, viene pressato e fermato, poi cercata la giocata da Malafronte, servizio in avanti, intercetta Marino, prova ad arrivare Fabrizio Bontempo, l'innesto di lusso dell'estate scorsa per la linea arretrata dell'11 affidato anche quest'anno a Gaetano Catalano, la squadra che ha superato un inizio difficile di stagione. Poi possiamo dire che lo sliding door di quest'annata è stata senza dubbio la vittoria di Terrasini contro l'Athletic Club Palermo. Qui intanto cerca la giocata Luca Ficarrotta che prende il centro del campo, apre sulla sinistra, non arriva Calogero La Piana, giocatore dal quale ci si aspetta molto in questo finale di stagione. Primo giro palla della linea arretrata del Pompei con la palla subito verticalizzata per Ciro Simonetti, intercetta Bossa, poi palla calamitata a centrocampo da Baumwoll Spinner, ci perdonerà lui e i suoi cari per la pronuncia che sicuramente non sarà sempre perfetta del suo cognome. Intanto c'è l'avanzata da parte di Tarascio sulla destra, tocco per caso naturale, pallone contro uno con Bontempo, va a dargli una mano Vizzini e allora costretto a cercare uno scarico, lo trova sul cross da parte di Tarascio, pallone messo in fallo laterale, ancora caso naturale, prova ad andare sulla destra, pressato da La Piana, lo attende lì anche Mario Vizzini, allora scarico indietro per Tarascio, cross fiondato che attraversa tutta l'area di rigore, prova ad inseguire Simonetti, il quale salva dal fallo laterale, in qualche modo i compagni arrivano sulla palla, recupera però il pallone Maximiliano Lucarelli che guadagna fallo laterale e fa respirare i suoi compagni. Se dovessimo cercare un highlight nella stagione dell'attaccante argentino classe 94, quello è sicuramente il gol da 3 punti contro la Nissa a Caltanissetta. Qui intanto l'anticipo secco da parte di Dario Balzano sulla Piana, evita il fallo di fondo ma non il fallo laterale, ancora una volta Vincenzo, caso naturale, classe 90, un passato a Giuliano per lui, un passato anche in Serie D, tanta D per lui, 109 presenze, 25 gol, tra l'altro ha anche affrontato il primo Palermo dell'era Mirri nel 2019 nella gara giocata e persa dal Giuliano contro i rosanero di mister Pregolizzi che oggi tra l'altro si gioca la pool scudetto di Serie D. Intanto il cross, colpo di testa tentato da Simonetti, primo squillo della gara, 4:19. Anzi, si tratta ovviamente di Malafronte, pallone sul fondo e dunque prima chance creata dalla squadra pompeiana. Bontempo scambia con gli altri due componenti del blocco centrale della difesa, ovvero sia prima Tommaso Scoffia, poi Pietro Marino. Tocco per Lucarelli, Marino ancora,
Viene incontro Bossa, vuole ricevere lui, pressato da Casillo, poi il tocco per Di Bella, Ficarrotta, spalla alla porta, lontanissimo dalla stessa, viene pressato e fermato da Tomolillo, poi gestisce il pallone Marino. Bossa alza il pallone, cerca Retucci che parte alle spalle di Girolamo, viene però fermato il numero 9, uscito anzitempo nella gara di andata. Alla fine niente di grave per lui, ricordiamo gara di andata terminata 0-0 in quel di Pompei. Qui intanto prova a passare Casillo, subentra Simonetti, fermato senza fallo da Bossa, continua però il giro palla della squadra ospite, giro palla che coinvolge Tarascio, pallone allargato a destra per Balzano, vince il rimpallo il 21, poi Vito Lupo recupera, tiene palla, pressato, anche strattonato, fischia il signor Stanzani, punizione e subito un po' di tensione con Balzano e Lupo, poi anche Retucci che non le manda a dire al numero 21, al terzino destro del Pompei. Approfitto di questa piccola sosta per ricordare un po' quella che è quello che è il regolamento di questi playoff nazionali di eccellenza. Ricordiamo, naturalmente passa chi vince questa gara, visto che l'andata è finita 0-0. In caso di parità al termine dei 90 minuti, tempi supplementari, mentre qui c'è il salvataggio di Simonetti che mette in fallo laterale. Se nei tempi supplementari dovesse perdurare la parità, ma con il tabellino che si sblocca, a quel punto a usufruirne sarebbe il Pompei, in quanto nei supplementari della semifinale di ritorno valgono i gol in trasferta, quindi i classici gol in trasferta doppi. Qualora il risultato dovesse essere lo stesso alla fine dei regolamentari e dei supplementari, lotteria dei calci di rigore. Intanto giocata a sinistra con il tentativo anche da parte di Balm Volspinner. Tarascio propone questo pallone verso l'area di rigore, caso naturale scortato fuori da Mario Vizzini. E dunque rinvio dal fondo per Tommaso Scuffia. Buon tempo ancora per l'ex portiere del Canicattì. Di Bella, Marino, pressa alto la squadra di Scarlato, Scuffia, arriva anche Tarascio a pressare, lancio di Scuffia, cerca Ficarrotta, spinto da Tomolillo, la palla arriva dalle parti di Retucci che può andare, poi il controllo da parte di Lupo che porta sul pallone, Lupo lo allarga dalle parti Lucarelli, forse un fallo, colpo di testa a mettere fuori da parte di Girolamo, ancora Vito Lupo a inseguire il pallone, l'ex tra le altre del Dattilo, fermato senza fallo, rimessa per il Pro Favara, già battuta. C'è la pressione di Malafronte su Bossa, altra rimessa per i giallo-blu. La palla giocata a spalle alla porta da Retucci, lo scarico per la Piana che corre, mette in mezzo il pallone, arriva Lucarelli anticipato sul pallone, poi Lupo finta il tiro, lo prova adesso, respinto. Qui sembrava regolare l'entrata ai danni di Maximiliano Lucarelli. Lupo, la palla poi girata in avanti da Di Bella, Ficarrotta cerca il dribbling, lo trova, viene fermato senza fallo secondo il direttore di gara da Baum Volspinner, è rimasto a terra Ficarrotta, gira palla il Pompei. Qui ancora un po' di tensione mentre Ficarrotta si rialza dopo qualche secondo. Ora pallone che verrà restituito, mentre qui le nostre telecamere indugiano sull'ex attaccante del Palermo. Tra l'altro, a proposito dell'incrocio di cui parlavo poc'anzi, c'era anche lui in campo in quel Giuliano Palermo che vedeva in campo anche Caso Naturale dall'altra parte. La palla gestita da Di Girolamo, non riesce a controllarla, poi prima Casillo, poi Simonetti, ci pensa Marino allora a gestirla, lancio lungo alla ricerca di Retucci,
serie di trattenute con Di Girolamo, poi Baum e Volspinner, caso naturale, Tarascio, ancora l'ex Giuliano, alza la testa il 77, allarga dalle parti di Casillo, appoggia indietro, coinvolge nell'azione anche Tomolillo, ancora Casillo, sovrappone il 3, prende il centro Casillo, leggermente trattenuto da Lucarelli, il cross, pallone che arriva in area, lo mette in calcio d'angolo Vizzini, primo giro in bandierina per il Pompei. 10 minuti e mezzo nel primo tempo, non si sblocca quando siamo già a 100 minuti giocati, considerando i 90 dell'andata, questa semifinale dei playoff del campionato di eccellenza, playoff nazionali, ricordo ancora. Occhio al tiro dalla bandierina, se ne va ad occupare Simonetti, la palla che spiove, cuore dell'area, in qualche modo il tocco di caso naturale, palla che esce di nulla ad un passo dal gol dell'1-0 il Pompei, che è riuscito ad impattare il numero 77, che però per fortuna del Favara non ha impattato bene. E qui allora il pubblico del Broccoleri cerca di incitare e di dare una scossa alla squadra. Il centrocampista Nuvoli, centrocampista sardo, che ha giocato la gara di andata ma non è a disposizione per questa sfida. La rimessa intanto per Fabrizio Bontempo, ex Paternò,
Marino, lancio lungo, cerca Ficarrotta che ha cambiato posizione, adesso in questa azione giocato più vicino a Mattia Retucci. Intanto scontro duro e fortuito tra Lupo e Tarascio proprio allo scadere del quarto d'ora di gioco. Ci sono le proteste, come potete vedere, di Lupo all'indirizzo del signor Stanzani. Vedete qua ancora un po' di tensione. Direttore di gara che deve dirimere un po' di situazioni con la Piana e ancora Balzano che appare un po' esagitato. C'è la palla battuta in avanti, Simonetti non arriva, rimessa per i padroni di casa. Ficarrotta riesce a controllare, poi ancora una volta spintonato da Tomolillo riesce a liberarsi dalla pressione, poi evita anche caso naturale e scarica per la corsa di Mario Vizzini che spinge davanti a sé la Piana, lo ferma però Tarascio che non tiene il pallone in campo, quindi fallo laterale per il Pro Favara. La palla battuta sulla Piana, poi ancora Lupo, la Piana prova a portarla in avanti, c'è la chiusura da parte di Balzano che alza questo campanile in avanti, palla che scavalca sia Malafronte sia Bossa. Dovrebbe esserci stato il fischio in favore del cannoniere del Pompei, autore di 21 reti in questa stagione, che sommate a quelle dell'anno scorso sempre al Pompei diventano 44. Attaccante cresciuto del settore giovanile del Catania. In realtà il direttore di gara ha fermato il gioco perché Malafronte aveva qualche problema e Pompei che ha restituito palla agli avversari. Pietro Marino fa salire i compagni, serve Lucarelli. Marino riceve da Bossa, poi scavalca verso Lupo, sbilanciato Retucci, l'arbitro fischia fallo di Rosario Di Girolamo ai danni di Vito Lupo. Tanto ne approfitta mister Catalano per dare qualche indicazione a Marino nello specifico. Di Bella, palla per Bossa, cerca uno sfogo, lo trova in Lucarelli, lungolinea Ficarrotta, ancora Lucarelli, arriva praticamente sul fondo, l'intervento da parte di Casillo in fallo laterale, ancora Lucarelli alla battuta, direttore di gara che però fischia per le proteste da parte di Gianluca Casillo, classe 2004. Fallo laterale battuto, Lucarelli prova ad andare sul fondo, raddoppiato, lo ferma Simonetti che però concede il calcio d'angolo, il primo della partita anche per il Pro Favara. 1 pari il conto dei tiri dalla bandierina, se ne va ad occupare Luca Ficarrotta.
Tutto il Pompei nella sua area di rigore, a ridosso della stessa, la palla che spiova in aria, colpo di testa di Di Girolamo, raccoglie Di Bella che è praticamente l'ultimo uomo, palla allargata male, allora attenzione perché può provare a scatenarsi il Pompei con Di Bella che insegue Casillo. Di Bella è più veloce, gli taglia la strada, subisce fallo, rimedia al suo stesso errore, punizione Favara, applausi per Emanuele Di Bella. Lupo con la gestione, chiede ai compagni di farsi vedere in avanti, Ficarrotta con la palla subito in verticale, intercetta Casillo, poi ancora Ficarrotta, fallo su Simonetti, punizione Pompei. Intanto da sistemare qualcosa. Battuta la punizione con Di Girolamo che la gira, attende l'arrivo dei compagni, poi verticalizza su Malafronte, la sponda non viene raccolta dai compagni, allora Retucci, lo scambio con la Piana, poi l'apertura a memoria con la palla che però si perde fuori. Qui il lancio di Volvo Spinner a cercare Simonetti che però è partito oltre la linea della difesa del Pompei, scusate, del Pro Favara, quindi punizione per i canarini. Sempre in piedi Gaetano Catalano da una parte, Gennaro Scarlato dall'altra, con Pietro Marino che va alla battuta, vuole i compagni più su. La battuta di uno dei due centrali della Pro Favara, Casillo non riesce a sfiorare, controlla Bossa, perfeziona Lupo, Lucarelli non controlla bene, alla meglio Bumble Spinner che cerca di liberarsi della palla, lo fa lanciando lungo ma andando oltre il lato lungo del campo, chiede di rispettare la posizione, ma c'è cambio. Le proteste da parte del classe 2006. Se ne andrà ad occupare Tomolillo, cercato Simonetti, la Piana alza il campanile, c'è Retucci ma c'è soprattutto Bumble Spinner. La Piana trova uno sfogo in Lucarelli che può partire in velocità, Lucarelli, la palla per Ficarrotta, forse affrettata ma Ficarrotta ci arriva, Ficarrotta spalle alla porta contro Tomolillo, va giù, non c'è fallo e allora rimessa Pompei. Si lamenta Ficarrotta. Mentre c'è la rimessa battuta dal Pompei verso Malafronte, trattenuto col fallo da Bossa, punizione per i vesuviani. Qui qualche discussione, c'è cooling break, dunque sdoganato anche in eccellenza questa pratica.
cooling break del quale approfittano i componenti delle due squadre per protestare con il primo assistente, ovvero il signor Manzari. Intanto ancora 0-0 anche sull'altro campo, quello in cui si stanno affrontando al Del Prete di Venafro, Aurora Alto Casertano e Modica. Giusto per la cronaca, il Modica che praticamente ha schierato la miglior formazione possibile a disposizione di mister Settineri. Ricordo ancora una volta che in caso di parità al termine dei regolamentari si andrà ai supplementari. Nel caso in cui dovessero concludersi con lo stesso risultato dei regolamentari supplementari, anche supplementari, si andrà ai calci di rigore. Nel caso in cui, sempre a parità di gol, dovessero però arrivarne di reti durante l'overtime, e allora a passare sarebbe il Pompei, giusto per semplificare. Se finisse 0-0 al 90esimo e finisse 0-0 al 120esimo si andrebbe ai rigori. Se finisse 0-0 al 90esimo e 1-1 al 120esimo passerebbero gli uomini di Scarlato. Cooling break finito qui al Brucoleri, 26 minuti 38 secondi, 0-0, pochissime palle gol. Senza dubbio la più pericolosa l'ha firmata Caso Naturale al minuto numero 12 sui sviluppi del primo e unico calcio d'angolo battuto dal Pompei, che qui si sgancia sulla destra, intervento regolare ai danni di Tarascio. Ancora a girare palle i campani con Baumwoll Spinner di Girolamo. Ancora il 28 che si sta sostituendo in questa fase a Velotti, che riceve praticamente da mezzala in questa azione. Caso Naturale con il cross, colpo di testa di Lucarelli che si abbassa quasi come faceva Pandev nell'Inter del triplete, per capirci. Fa praticamente l'esterno difensivo aggiunto quando attacca il Pompei. Di Girolamo. Velotti che ha ripreso il suo posto. Tarascio, Baumwoll Spinner. Verticale, riceve tra le linee Casillo, costretto a tornare indietro. Tarascio, ancora Casillo. Balzano, palla per Caso Naturale, sempre palla in coda al sinistro, sventagliata al centro, Scuffia in qualche modo interviene. Lo scontro con Di Bella, è rimasto giù il portiere della Pro Favara, costretto a intervenire lo staff medico della squadra di casa. A terra anche Emanuele Di Bella, qualche metro più in là. Si rialza Scuffia, si era già rialzato in precedenza anche Di Bella, quindi non c'è bisogno di ulteriori interventi. Di Bella non è costretto a uscire perché non ha ricevuto cure dai sanitari, a differenza di Scuffia. E dunque si riprende con Vito Lupo, anzi con Marino, scusate. Cercato Retucci, prende il tempo Velotti, Malafronte, pressato da Lucarelli, lo tiene lontano il 9.
poi Simonetti scambia con Volspinner, scusate, ve lo dicevo anche prima, non sarà facile. Lucarelli recupera, lancia subito per la corsa di Ficarrotta in vantaggio di Girolamo che la gioca con i piedi, anzi con la coscia. Giocata al limite da parte di un giocatore esperto a ridosso dei 40 anni come Rosario Di Girolamo per Bernardino D'Agostino, classe 93, 270 presenze con la maglia della Gelbison tra C e D, protagonista dell'ultima promozione della squadra cilentana 2 anni fa in Lega Pro, e ha giocato titolare proprio nella terza serie del calcio italiano con la squadra della Valle della Lucania. Qui intanto la palla è uscita prima del cross di Casillo e allora dal fondo Tommaso Scuffia. A proposito di portieri, poc'anzi già accennato al buonissimo trascorso del numero 12 della Pro Favara, al Canicattì. Marino, velo di pressing da parte di Malafronte, poi lancio per Retucci che sta veramente riuscendo a toccare pochissimi palloni fin qui. Bossa, buon tempo, prova ad aggirare il pressing da parte di Casillo, tocca per Vizzini, lancio lungo, Retucci sponda con la spalla, non riesce però a trovare compagni. Poi Lupo va a dare pressione a Balzano, costringe al fallo laterale qualche metro più indietro rispetto al cerchio centrale del campo. La rimessa che verrà eseguita da Dario Balzano, colpo di testa di caso naturale, cerca Malafronte, si accontenta della rimessa perché c'è stata la deviazione da parte di Vizzini sulla sponda del numero 77 rossoblù. Allora va a battere ancora con le mani l'ex, tra le altre, di Paganese, Sorrento e Aversa Normanna, tutte squadre con cui ha militato nel decennio scorso in Serie C. Belotti per Di Girolamo, sta facendo un po' di possesso palla adesso il Pompei alla ricerca del varco, si difende bene fin qui il Pro Favara. Poi Simonetti, apertura panoramica a destra perché si è allargato, è andato a ricevere Balzano. Velotti, Baumwol Spinner, allarga a sinistra per Casillo, fronteggiato da Ficarrotta che lo costringe a tornare indietro da Di Girolamo. Spalla alla porta Tarascio, controllo e scarico ancora sul 28, mentre ancora una volta si sgancia Velotti in quella che in fase di impostazione diventa praticamente una difesa a 3 perché si abbassa Baumwol Spinner. Intanto attenzione a Malafronte che va a calciare sopra la traversa, Alessandro Malafronte. Ha cercato di inventarselo perché di varchi ce ne sono davvero pochi per lui da una parte, per il collega e pari numero Retucci dall'altra. Tanto fallo di Tarascio sul Lupo, bel duello tra coetanei, entrambi classe 90. Tarascio che anche lui vanta tanta esperienza, tra 10 80 presenze tra Arzanese e Colligiana tra i professionisti, 170 presenze invece nella massima serie dilettantistica nazionale. Qui intanto Baumwol Spinner ancora una volta in anticipo, Marino lo fa rimbalzare una volta, poi tenta la mossa di Girolamo per far prendere la palla con le mani a Scuffia. Buon tempo, costretto così come Bossa e forse anche a qualcun altro a rinunciare alla chiamata di Giovanni Marchese per l'impegno della nazionale siciliana in Corsica Cup.
sia Bontempo sia Bossa ci sono stati nella Antudo Cup del 22 e nella Sikelia Cup del 23. Niente trasferta in Corsica quest'anno per entrambi, ma c'era qualcosa di più importante in gioco e in palio. Tanto rimessa a 10 più recupero dalla fine del primo tempo. Cercato Malafronte, stacca Bontempo con i tempi giusti. Bossa, apertura a destra dove c'è Figarrotta. La palla colpita in anticipo da Antonio Tomolillo. Lucarelli cambia gioco, palla dall'altra parte, La Piana prova ad andare 1 contro 1, La Piana contro Balzano, cerca di liberarsi per il cross, alla fine si accentra, scodella questa palla in mezzo, Figarrotta sul secondo palo, prova a controllare e ci riesce. Figarrotta l'1 contro 1, viene anche raddoppiato, ancora Figarrotta, serie di finte, lo scarico a cercare Di Bella che non arriva con i tempi giusti e allora è costretto a ricominciare da capo l'11 di Mister Catalano, che però viene fermato, poi caso naturale guadagna la punizione, fallo di Bossa, giallo. Primo ammonito della partita al minuto 36, quasi in scadenza, e per il classe 98. Tanto tensione con Malafronte portato via da Marino e da Lupo. Tanto Bossa, mi chiedevo il motivo per cui scuotesse la testa in quel modo dopo l'ammonizione. Il motivo potrebbe essere legato al fatto che, essendo stato ammonito nella gara di andata, potrebbe essere entrato in diffida, il che in caso di qualificazione alla finalissima sarebbe costretto a saltare la gara di andata. Ricordiamo che dovrà essere eventualmente scelta la location del match di andata, che ricordo in programma il 16 di giugno, per dare il tempo ad Aurora, Alto Casertano e Modica di affrontarsi in terra sicula. Ricordiamo in corso la gara di andata a Venafro, sempre 0-0, dovremmo essere intorno al 40° minuto. Tanto fallo di Mattia Retucci su Velotti. Qui cerca la giocata Simonetti, viene fermato ma poi la recupera, poi Lucarelli gliela sradica dai piedi, prova a ripartire l'11, palla in verticale per la corsa di Figarotta, palla che però prende il giro esterno e si perde fuori. Tanto Bossa, indugiano le nostre telecamere sul capitano del Favara mentre riprende il gioco. La rimessa battuta da Tomolillo, poi col tacco la sponda di Tarascio che non trova compagni, la palla si perde in fallo laterale e il numero 4 che invita i suoi a restare alti, a pressare alto per dar fastidio. Fin qui la partita a scacchi non trova qualcuno che riesce a fare la mossa. Marino, Retucci a un'ottantina di metri dalla sua zona di competenza, poi commette fallo su Bound Ball Spinner, il quale
sta facendo un'ottima partita nelle piccole cose, sta dando tanto fastidio a chiunque graviti nella sua zona e sta recuperando anche tanti palloni il 28. Qui intanto lancio sbagliato da Di Girolamo, beccato dal pubblico di Fede Favarese. Mentre continua fitto il dialogo tra Luca Ficarrotta e Gaetano Catalano, e riprende il gioco a 5 per recupero dalla fine. Marino a Di Bella, verticale, Retucci scavalcato dal pallone, poi in qualche modo Tomolillo, Simonetti raddoppiato, prova a tenerla, gliela porta via Bossa, rimessa pro Favara. Dai ragazzi, dai! Ficarrotta lascia a Di Bella, invitato a non avere fretta. Marino, buon tempo, scuffia ancora per Pietro Marino, non c'è pressione su di lui e allora cerca di giocarla, poi si attarda nella giocata in avanti, sguardo di ghiaccio di Ficarrotta all'indirizzo del suo compagno. Colpo di testa di Tomolillo, rimessa per l'11 di casa, proprio con Emanuele Di Bella, il classe 2006. Ficarrotta prova a girarsi, viene fermato da Casillo. Simonetti, Bonvol spinner, scambia con Tarascio, apertura a destra per l'avanzata in libera uscita da parte di Balzano. Tarascio, 20 metri, decide di allargarsi ancora per il cross del suo terzino, intervento di Lupo, secondo calcio d'angolo per il Pompei. Si avvia alla bandierina Ciro Simonetti per l'angolo, serie di trattenute in area e allora il signor Stanzani vuole vederci chiaro. Eccoci con la battuta del calcio d'angolo, ultimo tocco di Fabio Bossa e allora i corner per il Pompei diventano 3. A 2,5 dalla segnalazione del recupero, ricordiamo c'è stato il cooling break e quindi del tempo se n'è perso. Simonetti, palla in mezzo, colpo di testa, forse uno scontro, sì, ad alta quota. Qui Scuffia prova a battere velocemente, a 5 metri da lui c'era Marino rimasto a terra, lo scontro tra numeri 5 con Velotti. Tanto le nostre telecamere indugiano sullo sparuto numero di sostenitori arrivati da Pompei. Riprende il gioco Marino, battuta lunga, colpo di testa di Ficarrotta, poi ancora un colpo di testa da parte di Girolamo, Baumval spinner ancora per il classe 84 che apre a destra su Balzano. Ancora per Ivan Bonvol spinner che lancia a sinistra Di Bella e in anticipo colpisce di testa, palla in fallo laterale. Ultimo giro di lancette, poi sarà recupero. Dunque occhi anche rivolti al signor Marco Stanzani che segnalerà l'extra time. Qui non controlla bene Simonetti, rimessa che passa al Pro Favara.
Retucci, Ficarrotta, prova a farla passare ma sbaglia, rimedia Lucarelli, poi Di Bella, col cambio gioco più per spazzare che altro. Bontempo, controllo e uscita, Lupo riesce a girarla, poi la palla gestita da Lucarelli. 3 minuti di recupero segnalati dal quarto uomo. Tarascio, la palla allargata su Balzano che va in verticale, caso naturale neanche la insegue, e allora si ripartirà dal fondo, si ripartirà da Tommaso Scuffia. Ricordiamo che per il momento, per il calcio siciliano, la stagione è senza dubbio un successo, soprattutto per quello che è il traguardo che si giocano queste squadre, ovvero sia la Serie D. Nessuna retrocessione, campionato vinto da una siciliana, il Trapani, una potenziale seconda squadra che potrebbe venire su tramite ripescaggio. Ne abbiamo scritto a lungo sul nostro sito e ne scriveremo ancora a lungo sul nostro sito, perché l'estate è lunga e intensa e il Siracusa sogna di volare in D tramite ripescaggio. Sono già 3 le squadre promosse dall'eccellenza alla massima serie dilettantistica, ovvero sia Nissa, Enna e Paternò, e magari una quarta ne potrebbe arrivare da questi playoff. Aumentate attenzione alla sgasata di Tomolillo, arriva al limite Casillo, in mezzo per il tiro ribattuto, ancora conclusione, palla che finisce in rete per il vantaggio del Pompei proprio allo scadere del primo tempo. E chi se non Alessandro Malafronte porta in vantaggio la squadra di Scarlato. Un lampo, una giocata estemporanea da parte del Pompei con l'uscita palla da parte di Tomolillo, la prima respinta da parte di Bontempo sul tentativo da parte del capitano che è preso del più lesto, tocco sporco, ma quanto basta per battere Scuffia. E così a 40 secondi dalla fine del primo tempo passa la squadra vesuviana. Le telecamere indugiano sull'ex giocatore del settore giovanile del Catania. L'esultanza del numero 9, del capitano, gol numero 22 in questo campionato per lui. Riprende il gioco, ci sarà da giocare circa un minuto. Qui Lucarelli manca il controllo. Qui la pressione ai danni di Marino, si riparte dal fondo. Vedremo anche quale sarà il contraccolpo di questo gol all'intervallo per la squadra di Catalano, mentre si giocano gli ultimi secondi del primo tempo. Marino, passaggio sbagliato, poi Lucarelli a pressare su Simonetti, fallo e giallo per Maximiliano Lucarelli. Dovrebbe essere scaduto in questo istante il tempo da recuperare dopo il gol di Malafronte. Gol che lo porta praticamente a ridosso delle 50 marcature nella sua storia al Pompei.
intanto si rialza Ciro Simonetti. Intanto passeggia nervosamente in tribuna il presidente Rino Castronovo, mentre è scaduto anche il quinto minuto di recupero. Si rialza Simonetti. C'è la punizione per Di Girolamo, allontanata da buon tempo, con il direttore di gara che pone fine alla prima frazione sul punteggio di Pro Favara 0 Pompei 1. Il gol al minuto 47 del primo tempo, firmato dal bomber del Pompei Alessandro Malafronte. Restiamo naturalmente collegati dal Giovanni Bruccoleri di Favara per il secondo tempo, che inizierà tra qualche minuto. Restiamo ovviamente collegati.
Rientriamo allora dallo stadio Broccoleri di Favara, piccolo conciliabolo qui in sala stampa, chiamiamo così, in tribuna stampa per la questione del gol in trasferta, perché stavamo appunto valutando la questione della regola sul gol in trasferta e andando così a leggere direttamente dal sito dell'LND si legge che intanto inizia il secondo tempo qui da Favara. In caso di parità si effettueranno i supplementari, previsti i calci di rigore qualora non fossero realizzate reti nei 2 tempi extra, quindi un risultato di parità con reti segnate ai supplementari premierà la squadra in trasferta. Ciò significa che qualora il Favara dovesse riuscire a pareggiare entro i 90 si andrebbe ai supplementari, ma a quel punto dovrebbe vincere per passare il turno o mantenere il risultato per guadagnarsi i calci di rigore, perché una parità con gol segnati nei supplementari premierebbe la squadra ospite, ovvero sia il Pompei, che per il momento a 45 minuti dalla fine è in vantaggio per 1-0. Il gol al 47esimo l'ha firmato chi se non Alessandro Malafronte, rete numero 22 in stagione. Considerando le gare di campionato e di playoff, ricordiamo che il Pompei è arrivato a questo appuntamento arrivando secondo in classifica nel proprio girone, il girone A di eccellenza campana, e battendo il Nola nella finale playoff. Intanto attenzione alla Piana, poi andremo a riassumere anche le formazioni. La Piana al cross, Lucarelli di testa sopra la traversa, prima palla, gol della ripresa, sembra un altro Favara. Dunque allora ne approfitto per andare a leggere quelle che sono le formazioni, sono le stesse dei primi 48 minuti di gioco, con la Pro Favara che schiera in portascuffia, in difesa da destra a sinistra Di Bella, Marino, Bontempo, Vizzini, in mezzo al campo Bossalupo con la Piana in libera uscita sulla tre quarti insieme a Lucarelli e Ficarotta a sostegno di Retucci. Qui proprio Ficarotta che prova a liberarsi in mezzo a tre, non trova lo scarico, perde palla e viene anche beccato dal pubblico. C'è stato anche un piccolo momento di tensione all'uscita dal rettangolo di gioco tra Ficarotta e uno sparuto gruppo di sostenitori della Pro Favara. Pompei che invece si schiera con D'Agostino in porta, linea difensiva composta da Balzano a destra, Tomolillo a sinistra, i centrali sono Di Girolamo e Velotti. In mezzo al campo Baumwoll Spinner con Tarascio e Casillo in attacco, Caso Naturale e Simonetti a sostegno sui fianchi di Malafronte. Vado allora a leggere anche le due panchine con la Pro Favara che porta con sé Sansone, Rizzo, Caternicchia, Noto, Erbini, Camilleri, Mistretta, Balistrei, Bertella. Dall'altra parte in panca per mister Gennaro Scarlato ci sono Mele, Riccio, Avella, Salvati, Arrivoli, Liccardo, Matute, Di Paola e Guarracino. Tanto fallo ai danni di Tarascio, calcio di punizione Pompei. Esercizi di riscaldamento un po' più intensi in casa Pro Favara per Caternicchia e Balistreri. Dall'altra parte si è mosso con una certa intensità durante l'intervallo Di Paola. Fatto un po' di riscaldamento un po' più intenso nell'intervallo anche Domenico Mistretta, giocatore che è mancato per gran parte di questa stagione regolare alla Pro Favara per un infortunio, giocatore che ha segnato tanti gol con le maglie di Unitas Sciacca e Mazzarese prima di approdare alla corte di Catalano. Intanto la spinta da parte di Vizzini, Lucarelli si gira e apre ancora per Di Bella, verticale a cercare Ficarotta, inseguito ancora da Tomolillo che gli porta via anche questa palla. Fallo laterale per la Pro Favara. Ricordiamo che a differenza del calcio professionistico non ci sono i 3 slot per effettuare le sostituzioni, 5 cambi si possono effettuare spalmati su altrettante finestre e ci sarà anche un sesto cambio eventualmente durante l'overtime. Lupo, troppo corto il lancio, ha una seconda chance il numero 8 che si appoggia a Bontempo, giocata di prima su Bossa, tacco per Lupo che passa e subisce il fallo di Baumwoll Spinner. Reclamava l'ammonizione il pubblico del Broccoleri, non è di questo avviso il signor Stanzani di Bologna, arbitro della sfida, coadiuvato, ricordo,
dagli assistenti Manzari e Trionfante, entrambi della sezione di Torino. Intanto si sblocca la partita a Venafro, la sblocca il Modica che passa in vantaggio col gol di Luca Palmisano, e dunque avanti la squadra di Alessandro Settineri, che ricordiamo giocherà tra 7 giorni il ritorno in casa, ma sicuramente questo risultato che sta maturando dopo 5 minuti dall'inizio del secondo tempo premia, e come se premia, la squadra rossoblù, autrice proprio sotto la guida di Settineri di un girone di ritorno eccezionale, con il quale è riuscita anche a riaprire la possibilità dei playoff, diversamente ad esempio da quello che è accaduto nel girone A, dove la Pro Favara insieme alla Nissa ha giocato praticamente un campionato a parte. Retucci, Vizzini la lascia rimbalzare forse una volta di troppo, poi aggira Caso Naturale. Lupo chiede di spingere alla sua squadra il pubblico del Broccoleri. Lucarelli tiene palla, poi tocca per i suoi centrali Marino, e ora Bontempo. La Piana, la sterzata su Caso Naturale, ancora La Piana, sterza anche su Tarascio, non trova luce per il cross, allora Lucarelli al limite, fermato dall'intervento di Bomball Spinner, prova a ripartire dall'altra parte Simonetti, contropiede aperto, un 2 contro 3 per il Pompei. Simonetti rallenta, attende l'arrivo dei compagni, tiene comunque il pallone, si muove alla fronte, libera lo spazio per Caso Naturale che va all'1 contro 1 con Vizzini, al piccolo trotto il 77. Caso Naturale, sterzata, fermato da Lupo, ma ancora lui in possesso, scambio con Tarascio che va giù, nessun fallo di Bossa secondo il signor Stanzani, e allora palla alla Pro Favara con Bossa che aggira Tarascio, porta su il pallone Lucarelli, fa scudo col corpo, subisce il fallo di Baumwoll Spinner, calcio di punizione Pro Favara. Se ne vanno i primi quasi 7 minuti e c'è la prima mossa da parte di mister Catalano, fuori Lucarelli, dentro Domenico Mistretta, è quello che dicevo prima. Intanto si rammarica di questa scelta Lucarelli. Per il Pro Favara esce il numero 11 Maximiliano Lucarelli, entra il numero 18 Domenico Mistretta. Diventa praticamente un 4-2-4 quello della Pro Favara, perché La Piana gioca stabilmente da ala di sinistra, Ficarrotta dall'altra parte, e adesso Mistretta, un po' di peso in più al fianco di Mattia Retucci. Marino, Bontempo, dunque gioca la prima carta Catalano, ma Retucci non riesce a controllare, proprio Mistretta cerca di dar fastidio a Velotti che si complica la vita, mette in fallo laterale, dunque prima giocata subito importante da parte di Domenico Mistretta, giocatore che è mancato, l'ho detto anche prima, più volte alla Pro Favara in questa stagione, giocatore che sicuramente può dare una mano in questi 37 minuti più recupero. C'è la rimessa per Lupo, La Piana fa il movimento in backdoor stile cestistico, poi intervento di Balzano, ma c'è calcio d'angolo, è il secondo per la Pro Favara. Se ne va ad occupare Luca Ficarrotta, ancora una volta tutto in il Pompei nell'area di rigore, sono in 4, adesso 5 della Pro Favara in area. Ficarrotta, secondo palo, colpo di testa da parte di Marino, blocca la sfera D'Agostino, mentre è rimasto a terra Malafronte e l'arbitro ferma il gioco.
Si è rialzato il capitano del Pompei e ripreso il gioco al Broccoleri. Simonetti, Tarascio cerca di liberarsi, apre sulla destra dove si propone Balzano, colpo di testa su caso naturale, l'intervento di Vizzini che poi perde rimpallo, allora caso naturale ritrova palla, va a calciare, respinge Lupo, poi Retucci, stacca, Mistretta, fermato da Tarascio senza fallo, ancora Tarascio, Velotti gioca ancora sul suo numero 4, scambiano il 4 e il 5 di Girolamo, avanza il tocco poi largo per Tomolillo che ha tanto spazio, è fuori posizione Ficarrotta, deve accorciare Retucci, palla per Simonetti, Bumble spinner, palla verticale brutta per Malafronte, palla per Scuffia, rilancia il portiere della Pro Favara, cerca Ficarrotta, trova Di Girolamo, Ficarrotta, la palla rimpalla sulla sua nuca, rimessa Pompei. Sicuramente non la miglior partita di Luca Ficarrotta col Pro Favara, per usare un eufemismo, giocatore che ha abituato a grandi giocate anche in questa stagione in giallo-blu. Bumble spinner con la palla in avanti su Malafronte, poi l'intervento falloso sempre del numero 28 che già ha commesso 3 falli in questi primi 11 minuti di secondo tempo. Ricordo ammoniti nella prima frazione Bossa e Lucarelli, qualora venisse confermata la diffida alla seconda ammonizione per Bossa scatterebbe la squalifica in un eventuale finale di andata. Qui la Piana mette in mezzo il tocco e il gol di Retucci che pareggia 1-1 al 9, risponde al 9 Mattia Retucci, 1-1. Segna il numero 9 Mattia Retucci. Crediamoci. E questo è l'urlo del Broccoleri al gol di Mattia Retucci, la scossa che serviva per un ottimo inizio di secondo tempo da parte della Pro Favara, che perviene al pareggio e, come dicevo prima, al 9 risponde il 9, a Malafronte risponde Retucci e c'è adesso tanto tempo per cercare di azzannare ancora di più la partita da parte della squadra di Catalano. Bossa con il recupero, adesso la bolgia il Broccoleri, palla per la Piana, su l'assist per la zampata di Mattia Retucci, qui il fallo da parte di Balzano, calcio di punizione e adesso gioca in 12 la Pro Favara, perché il pubblico spinge e quando il pubblico favarese spinge sono dolori per tutti. La punizione per la Pro Favara, c'è Luca Ficarrotta sul pallone, palla tesa in mezzo, colpo di testa, dovrebbe esserci stata l'ultima deviazione di un giocatore del Pompei, terzo calcio d'angolo per la Pro Favara. Pareggiato anche questo conto. E sulla palla Calogero la Piana. Ancora tutto in area il Pompei, sono in 6 a saltare per la squadra di Catalano, la Piana dentro, colpo di testa di Girolamo, ma un'altra chance il 7 che controlla, alza la testa, crossa, primo palo, Malafronte mette fuori. Insiste la squadra di Catalano che non vuole mollare la presa. Ha effettuato il primo passo da fare in questo secondo tempo, però sia quello di pareggiare i conti. Adesso serve l'altro step. Marino pressato da Malafronte che deve lasciare la presa perché c'è Di Bella. Bossa
apertura sulla destra, Ficarrotta, sponda a cercare Mistretta, lo anticipa Di Girolamo, Mistretta in qualche modo lo costringe a tentare la giocata, ma la palla è già uscita, quindi rimessa da fondo per Bernardino D'Agostino. Riprende il gioco al Brucoleri con l'avanzata da parte di Casillo, fermato, subentra Bontempo, poi trattenuto a Bontempo, l'arbitro lascia giocare Ficarrotta, Bossa, su di lui caso naturale, appoggio a Marino, Vizzini, La Piana, tunnel di La Piana, sbraccia Tarascio, punizione, insorge il pubblico del Brucoleri che vuole il cartellino giallo per Tarascio. Questo è il giallo, arbitro, la posta l'ha infinito, è giallo questo, Sommossa popolare alla mancata estrazione del cartellino giallo all'indirizzo di Antonio Tarascio, sicuramente considerando anche il cartellino estratto a Bossa nel primo tempo era un provvedimento che poteva senza dubbio starci. Ma il signor Stanzani ha deciso diversamente. Ma allora calcio di punizione, minuto 62 di gioco in corso. Alla battuta Ficarrotta, palla corta del primo palo, Mistretta per lunga, Bontempo, il salvataggio ancora Bontempo, ma era fuori gioco del centrale, allora l'azione sfuma. La battuta di D'Agostino a cercare caso naturale, stacca Bontempo, poi la palla giocata in avanti per evitare guai da Balzano, il tocco di Simonetti per l'avanzata di Casillo, Simonetti controlla in qualche modo, lo insegue Retucci, poi la palla in avanti, intercettata da Fabio Bossa che prova ad innescare Ficarrotta, la corsa del 10, Ficarrotta inseguito da Velotti, la controlla, la domestica e fa arrivare i compagni, c'è Mistretta, controllo, Mistretta, 1 contro 1, poi rallenta, vuole ancora Ficarrotta, visto e servito, Ficarrotta sul sinistro, parte il suo cross, pessimo dalle parti di D'Agostino. E se il Favara vuole completare l'operazione sorpasso ha bisogno, come l'aria, del miglior Luca Ficarrotta. Casillo, Tarascio, può avanzare 4, tocco per caso naturale che riesce ad evitare Vizzini, attenzione perché c'è Tarascio sganciato, Tarascio con il cross, fuori misura per tutti e allora Di Bella la deve giocare perché la palla non è uscita. C'è il lancio fiondato, non c'erano compagni da servire e allora palla in fallo laterale.
Qui Retucci aizza la folla mentre batte il fallo laterale Tomolillo. Colpo di testa di Di Bella, poi quello accennato da Tarascio, inseguito da Lupo. Riesce a liberarsi elegantemente il 4 che serve Simonetti. 1 contro 1 con Di Bella. Simonetti sterza, Simonetti scodella in mezzo, caso naturale rovesciata. Palla fuori, posizione regolare. Non ha alzato il braccio il signor Stanzani, quindi tutto buono per l'ex giocatore del Giuliano. Scuffia con rinvio lungo, cerca Retucci, non lo trova, ma c'è comunque Mistretta che appoggia alla Piana, avanza il 7, la Piana, il velo di Mistretta, Retucci, il tunnel di Retucci, poi va giù, l'arbitro non fischia e allora Di Girolamo dall'altra parte, buon tempo, evita guai, serve Vizzini, partita che ha cambiato marcia adesso, soprattutto grazie alla Pro Favara. Bossà, la Piana, la sterzata su caso naturale, lo scambio con Mistretta sbagliato, forse fallo su Mistretta, si gioca Bossà. Apertura per Ficarotta sbagliata, si dispera Fabio Bossa. E adesso c'è anche tanta tensione, non si è mai smorzata questa tensione in campo, ci tiene da morire Fabio Bossa, probabilmente anche con il peso di quell'ammonizione del primo tempo. Simonetti male con il piede, poi prolunga Marino, Retucci non riesce a giocarla, arriva Bossa, arriva poi Tarascio, si lotta su ogni pallone in mezzo al campo, bombo spinner lungo, cerca Malafronte, c'è un allaccio, c'è una punizione per fallo di Marino. Tanto c'è proprio Bombo Spinner che va a cercare guai in zona Marino e se n'è andato metà del secondo tempo intanto. Roberta, hai messo tu immagino, mettila tu, hai si sa se si gioca alle tanto piccolo time out. Non è così. Poi Tanta attenzione alla palla che è in area, colpo di testa di caso naturale, blocca Scuffia. Colpo di testa da parte di Balzano. La Piana, serie di finte, poi palla che passa dal centro, scodellata in mezzo, Retucci anticipato, poi arriva Mistretta come un caterpillar. Qui intanto attenzione, è finito giù Velotti. C'è sicuramente a terra Di Girolamo per lo scontro aereo con Mistretta, poi è andato a terra Velotti. Si è sedata la situazione, ci sono la Piana, rosso per la Piana e in 10 uomini il Pro Favara.
La Piana non riesce a capacitarsi, intanto giallo per caso naturale per Malafronte. Butta la fuori a Malafronte, che è mezz'ora che fa casino. Poi non si leggevano, le partite si leggevano con arbitri competenti. Si leggevano con arbitri competenti le partite. Tanzani, incompetente sei! E dunque Pro Favara che giocherà gli ultimi 20 minuti più recupero con l'uomo in meno per il rosso diretto a Calogero La Piana. Tanto piccolo aggiornamento da Benafro, sempre 1-0 per il Modica. Modica ha colpito 2 traverse, una con Strano e una con Savasta. Approfitto per ringraziare Andrea Frasca, ufficio stampa del Modica, che ci sta aggiornando da Benafro. Tanto non si gioca, probabilmente se ne sta approfittando anche per un piccolo cooling break. Bisogna mandare un Bologna che Qui intanto da capire anche la disposizione della Pro Favara sembra un 4-2-3, un 4-4-1, chiamatelo come vi pare, con Mistretta a far la punta centrale e con Retucci e Ficarrotta più larghi. Si riprende a giocare, 18 più recupero, e sarà un recupero particolarmente ampio perché per 3 minuti non si è giocato dopo il rosso alla Piana. Rosso che sta condannando la Pro Favara a giocare questo finale di regolamentari in 10 contro 11. Tanto rimessa per Tomolillo, colpo di testa da parte di Bossa. Mistretta cerca Ficarrotta, che adesso più che mai si deve accendere. Qui cambia gioco, lo fa male. Controllo di Tarascio che va giù senza contatto, giallo per Lupo. Ammonizione presa con mestiere qui da Tarascio, perché Lupo è entrato un po' in ritardo, non c'è stato minimamente contatto. Il salto da parte del numero 4 ospite ha indotto il direttore di gara a fischiare fallo e ad ammonire l'ex Canicattì e Dattilo. Intanto si muove qualcosa davanti alla panchina del Pompei, niente ancora di definitivo. Intanto accelera anche il riscaldamento di Caternicchia dall'altra parte. Buon tempo, scuffia col piattone a metterla in fallo laterale, avevo davanti alla panchina ospite. Spalle alla porta Malafronte, palla intercettata, poi fallo su Bontempo, punizione. Lupo, Marino si propone Bontempo e riceve. Vizzini, lungolinea, Retucci che controlla. Retucci porta a spasso Balzano che commette fallo. Lupo, intanto 3 cambi pronti per Mister Scarlato, qui rischia Bontempo, palla per Lupo
che scucchiaia a sua volta per Vizzini, si propone Retucci, la palla è per lui, Retucci la fa scorrere, contatto, non c'è niente secondo l'arbitro, e poi fallo di Lupo. E altro capannello attorno a Stanzani. Commissario, sfuggire in mano a partita. Faccio due scudatori. Qui Scuffia va a dialogare anche con la panchina avversaria, manca un quarto d'ora alla fine più recupero. Ora darà 4 minuti di recupero, tu vedi. Si riprenderà dunque con un calcio di punizione per il Pompei, ma prima i cambi con ogni probabilità. Eccoli i cambi, sicuramente entrano Di Paola, Guarracino e Matute. Esce Caso Naturale per fare posto ad Antonio Di Paola. Se Matute escono, Matute di fuori Guarracino, vediamo che esce Caso Naturale, poi vediamo. Attendiamo per gli altri due cambi. Esce Malafronte ed entra Guarracino. 9 esce Malafronte. Dunque cambiano 2/3 dell'attacco, difficilmente uscirà un altro attaccante. Sì. Tanto saluto e abbraccio tra Malafronte e Bontempo, entrambi catanesi. Adesso attesa per Kelvin Matute. Sta entrando in questa partita, Esce Tarascio ed entra Matute, quindi fuori il 4 dentro il 34. Per il Pompei esce con numero 4 Tarascio, con numero 77 Caso Naturale, con numero 9 Malafronte. Entra il numero 34 Matute, il numero 10 Di Paola e il numero 11 Cambio anche Guarracino. nella Pro Favara, entra Caternicchia, esce Bossa. Per il Pro Favara esce il numero 4 Fabio Bossa, entra il numero 14 Filippo Caternicchia. Dunque maggiore dinamismo nella mediana. Con 10 minuti. Gioco fermo a lungo. Tanto è stato espulso anche un componente della panchina di casa, non un calciatore. Ha fatto una gamba, doveva Sicuramente non un arbitraggio casalingo, questo lo possiamo garantire. abbiamo giocato fuori casa, abbiamo giocato.
Tanto stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti prima dello scadere dei 90, poi vedremo anche l'ammontare del recupero. Palla che balla in area, Marino sbilanciato da Guarracino, poi interviene Caternicchia, ma prima il fallo. Togliendo anche un po' di thrilling dopo la giocata precedente di Caternicchia. E allora punizione per la Pro Favara. Batte Scuffia, salta Mistretta, colpisce Matute, poi Di Paola, controllo, porta a spasso la palla, Ficarrotta lo ferma, prova ad andare via, fallo di Di Paola. La punizione se ne incarica lo stesso Ficarrotta, adesso il capitano è diventato Marino. È salito Bontempo, sta salendo anche Marino. 8 giocatori in area, anzi 9 adesso per il Pompei, 6 per la Pro Favara. Scodella in area Ficarrotta, colpo di testa a mettere fuori, colpo di testa da parte di Velotti, interviene Di Paola. Di Paola perde palla, Ficarrotta recupera. Vuole il movimento di Mistretta, poi verticalizza per Bontempo, troppo lunga. Torna in posizione Fabrizio Bontempo mentre riprende il gioco. Verticale da parte di Velotti, sbagliata. E allora la palla torna alla Pro Favara con Vito Lupo a rimettere. Retucci fermato da Matute, rimessa Pro Favara ancora, Ficarrotta prova a spingere, viene raddoppiato, Velotti prova a scortare la palla fuori, ci riesce. Poi come dico, anche L'arbitro fischia per far riprendere il gioco, D'Agostino appoggia a Di Girolamo, sventagliata, palla che è uscita, rimessa nella metà campo avversaria, ancora per la Pro Favara. Non sta minimamente approfittando dell'uomo in più il Pompei, evidentemente fiato corto e tensione e gambe che tremano anche per gli ospiti. Qui Mistretta guadagna un altro fallo laterale qualche metro più avanti, allora Di Bella rimette sul Lupo, Lupo resiste al contatto, l'arbitro fischia, arriva il giallo per Simonetti. Tanto cambia ancora il Pompei, entra Avella, maglia numero 19. L'uscita dal campo di Simonetti, non perde tempo Scarlato, toglie tutti gli ammoniti, lo ha fatto prima con Malafronte e con Caso Naturale, lo fa anche con l'altro componente del Tridente che saluta il campo a 6 dalla fine più recupero. Ha fatto lo stesso del resto anche Catalano, sostituendo prima Lucarelli con Mistretta, poi Bossa con Caternicchia. Numero 19 Avella. Non vuole correre rischi Scarlato, non vuole perdere il privilegio della superiorità numerica. 6 più recupera alla fine. Ancora una punizione per Luca Ficarrotta, palla scodellata in mezzo a buon tempo, il miracolo di D'Agostino, calcio d'angolo, e
volato altissimo Fabrizio Bontempo, ma che bravo è stato D'Agostino, che dimostra di essere portiere di altra categoria. Quarto calcio d'angolo per la Pro Favara, pallone che scodella in mezzo, Ficarrotta ancora più in alto di tutti, Bernardino D'Agostino. Buon tempo. La battuta su Velotti, ma che miracolo ha fatto qui D'Agostino. Qui Marino, Bontempo che è rientrato pian piano in posizione, Caternicchia perde palla, la ritrova Bontempo addirittura con la giocata di Fino ad appoggiare sul Lupo e a beccarsi gli applausi. Lupo, Vizzini sbaglia, poi recupera, sbaglia ancora, la scivolata di Lupo, poi Caternicchia ad entrare su Matute, punizione Pompei. Finale caldo e non solo per la temperatura qui al Brucoleri. E ancora a terra Kelvin Matute, giocatore che ha vissuto 1000 vite calcistiche, giocato tanti anni in B a Crotone, alla Triestina, al Cesena, al Pro Vercelli, insomma esperienza in tantissime realtà del calcio nazionale. Intanto sempre 1-0 Modica in quel di Benafro, ma qui c'è sicuramente tanto da giocare, tanto di più da giocare. Scuffia con l'uscita, vuole rinviarla subito lunga, cerca Mistretta, Velotti di testa, poi Caternicchia, Lupo, sbaglia Lupo, rimedia Bontempo, palla per Ficarrotta, grande cuore da parte di Bontempo, qui giocata di Ficarrotta, fallo di Matute, giallo per Ficarrotta, no, ok, giallo per Matute, ringrazio chi mi affianca qui in termini proprio logistici. C'è la punizione ancora per Pro Favara con la palla in mezzo, allontanata, poi l'arbitro fischia contro Retucci, punizione Pompei. Ancora Massimiliano rosso diretto sulla piana, c'erano detto ma legge un effetto, non può essere che sia buon tempo. No, non può saper basta. C'è a terra un giocatore del Pompei, si rialza, siamo a 2 minuti dallo scadere, si è rialzato Balzano, punizione per D'Agostino che fin qui sta tenendo a galla i suoi con quel paratone sul colpo di testa a botta sicura di Fabrizio Bontempo. Rinvia l'ex Gelbison, Caternicchia di testa dove c'è Matute, c'è lo scatto da parte di Di Paola, scuffia senza problemi, la vuole giocare subito e allora lo fa su Bontempo. Vizzini, Retucci la tiene, viene pressato, prova a liberarsi, la perde e allora Guarracino, Di Paola, Matute, Balzano, ancora Matute, sbaglia e allora Ficarrotta, Caternicchia, Di Bella, avanza il 2, Di Bella quasi sul fondo, mette in mezzo il cross, addosso alla porta, addosso a D'Agostino, ed entriamo nell'ultimo minuto dei 90, sempre sull'1-1. Se il sito dell'LND ha ragione, si giocherà ancora. Però non è chiaro.
Qui Lupo si calcia addosso il pallone, colpo di testa, Guarracino appoggia dalle parti di Casillo, Di Paola porta a spasso il pallone, rimpallo con Bontempo, la palla è rimasta in campo, ancora Di Paola fermato da Caternicchia, lancio lungo senza riferimenti, 5 minuti di recupero. 5 soli, ma che buffone, 5 minuti che si è persi colpi di sostituzione. Qui intanto fallo sul Lupo da parte di Baumwoll Spinner. C'è Scuffia che fa salire i compagni, 5 minuti a partire da adesso, 5 minuti per il Pro Favara per chiudere qui la situazione. Dai, facciamo con due punti, dai! La battuta di Scuffia verso l'area, Retucci non riesce a staccare, c'è Velotti, poi colpo di testa di Guarracino, Bontempo la gira, stoppato, c'è Marino che calcia, ribattuto, calcio d'angolo e il corner numero 5 per il Favara, sale l'incitamento del Bruccoleri quando scade il primo dei 5 minuti di recupero. Crampi per Di Bella che prende, si è tirato da solo il polpaccio. Battuta del calcio d'angolo affidata ancora a Ficarrotta, pallone sul primo palo di testa di Girolamo, poi Di Bella interviene col petto, Bontempo, la palla ancora buona, rimane lì allontanata e attenzione alla ripartenza del Pompei che può spingere con la corsa da parte di Casillo. Casillo si invola, accanto a lui c'è Di Paola, Casillo scuffia, salva, poi la palla rimane lì e sbaglia clamorosamente Guarracino, ha sprecato il match point qui il Pompei. Qui mi sento di dire che sul tiro di Bontempo la respinta sia arrivata col petto e non col braccio, quindi giusta la scelta di Stanzani. Caternicchia non rischia, c'è Bontempo che fa l'ala aggiunta, Ficarrotta, cambio gioco a cercare Bontempo che cerca di fare la torre arriva poi di Girolamo tra le braccia di D'Agostino. 2 minuti e 20 oltre i 90. E adesso anche il tempo per capire cosa succederà dopo i tre fischi che arriveranno tra poco più di 2 minuti. Di Bella la calcia più lontano che può, ma anche lui è esausto e allora la palla ce l'ha Casillo fermato, rimessa Pompei e secondi che scorrono. C'è fallo intanto su Mistretta, calcio di punizione. Tre minuti e 40 oltre il 90esimo, quindi 1 minuto e mezzo da giocare. Scuffia, battuta verso Bontempo che stacca ancora, questa volta viene anticipato Mistretta, lascia a Ficarrotta, tunnel su Matute, però la palla non viene gestita, spazza via il Pompei. Ultimo minuto in arrivo qui al Bruccoleri. Scuffia, lungo, Bontempo in qualche modo la tocca ma non ci sono compagni a controllare e allora Di Bella ancora per Scuffia che non vuole perdere tempo, però calcia malissimo
non favorito dal rimbalzo. Casillo di testa in fallo laterale, ultimo assalto da parte della Pro Favara. La battuta per Scuffia. Lupo, 30 secondi. Scuffia, rumoreggia il pubblico che vuole la palla lunga. Mistretta non riesce ad arrivare, poi Tomolillo più lontano che può, colpo di testa. Poi attenzione perché prova a inserirsi Retucci, rimessa e si gioca perché siamo prima del 95esimo. Arriva il pallone, ne arriva un altro e un altro ancora. Allora l'arbitro lascerà giocare quest'ultima azione, vediamo. Caternicchia verso l'area, Retucci prova a colpire, l'arbitro guarda il cronometro, fischia alla fine, finisce 1-1 e dal linguaggio del corpo viene da dire che sia il Pompei ad aver passato il turno ed è il Pompei ad accedere alla finale dei playoff nazionali del campionato di eccellenza. E allora, diversamente da quanto abbiamo letto anche testualmente, citando testualmente dal sito dell'ND, vale il gol segnato in trasferta nei tempi regolamentari da Alessandro Malafronte al minuto 47 del primo tempo. Vince, sembra quasi non avere neanche la forza di festeggiare il Pompei. Sono stati 200 minuti tra andata e ritorno di un'intensità, di un pathos incredibili. Alla fine alla meglio la squadra di Gennaro Scarlato, alla meglio la squadra pompeiana, che dunque accede in finale e settimana prossima conoscerà il suo avversario in finale, se sarà il Modica o se sarà l'Aurora Alto Casertano. Ma comunque fatto un enorme applauso alla Pro Favara per la stagione che ha fatto. È arrivata seconda in una situazione in cui in altri anni, forse tutti gli altri anni dell'eccellenza siciliana, avrebbe stravinto il campionato, invece ha trovato la Nissa dei Marziani. È arrivata alle porte della finale nazionale per i playoff. Vedremo cosa accadrà, vedremo cosa riserverà il futuro. L'estate è lunga, l'estate è intensa e può portare grandi novità e grandi scossoni, come purtroppo del resto siamo abituati a vedere nel calcio nazionale e regionale. E con i giocatori della Pompei che vanno nel settore, davanti al settore riservato alla sparuta rappresentanza di tifo organizzato campano, ci sono gli abbracci in campo tra i giocatori del Favara che hanno dato tutto per la loro squadra. Tanto cedo la parola a Giuseppe Piscopo. Giuseppe. È un peccato uscire dalla possibilità di continuare quel sogno della Serie D senza perdere. Il regolamento dice che i gol fuori casa vale il doppio, ancora trema a Pompei il palo di Ficarotta. Le partite sono segnate quando la posta in palio è alta da episodi, e oggi ci sono stati comunque alcuni episodi arbitrali che lasciano discutere e non abbiamo capito qua in tribuna stampa l'espulsione diretta di Calogero Lapiana e poi altre scelte dell'arbitro. Non deve essere un alibi, la Pro Favara non ha giocato un buon primo tempo. Il primo tempo è stato di marca della squadra ospite, ma il secondo tempo la squadra di Catalano ha uscito gli attributi, il Pompei è stato in serie difficoltà, alla fine passano i campani per il regolamento del gol in trasferta. Buon proseguimento a loro, a noi rimane una stagione da ricordare a lungo per la striscia di vittorie consecutive fuori casa, dalle vittorie in casa, dai gol. Peccato, sembrando un sogno, c'erano tutte le carte in regola e oggi anche la festa qui alle Brucoleri meritava un altro epilogo. Io ringrazio Giuseppe Piscopo anche perché se questa diretta è andata in corso, il merito è in gran parte suo, del suo lavoro di diplomazia e di fino tra noi di Sportisili e la Pro Favara.
mentre i giocatori del Pro Favara vanno nel settore riservato al tifo organizzato giallo-blu. L'abbraccio che abbiamo visto prima tra Bossa e Lupo. Sono tutti lì. Roberto, la messa al finale, è pubblicata al finale. Ci sono abbracci anche abbastanza prolungati, se vedo bene, con Vito Lupo. Vito Lupo si è proprio lasciato andare ad un pianto liberatorio dopo il triplice fischio. Dunque, con i giocatori del Pro Favara sotto il settore riservato al loro tifo organizzato, direi che possiamo interrompere la diretta dallo stadio Brucoleri di Favara ribadendo il parziale: Pro Favara 1, Pompei 1, assegno Malafronte al minuto 47 del primo tempo, e poi nel secondo tempo Retucci per il Pro Favara in virtù del gol segnato da Malafronte, unico in trasferta nei 180 minuti. È la squadra ospite a volare in finale dei playoff nazionali di eccellenza. Nel ribadire il mio ringraziamento a Salvo Geraci per le riprese, a Giuseppe Piscopo per il coordinamento e per aver fatto così da ponte tra Sportisili e Pro Favara, che a nostra volta ringraziamo per averci concesso di effettuare questa diretta qui dal Brucoleri di Favara. Un saluto e un ringraziamento da Francesco Cammuca, nel ricordarvi di seguire Sportisili sui nostri profili social Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, sul nostro canale YouTube al quale vi invitiamo a iscrivervi se non l'avete ancora fatto, e sul sito www.sportisili.it. Ancora una volta da Francesco Cammuca un saluto e un ringraziamento, e come sempre l'appuntamento è alla prossima.